Nel giorno dedicato al ricordo delle vittime dell'Olocausto ci siamo recati a Teolo, nel Padovano, per raccontare la storia pressoché dimenticata di Bruno Baldan, giovane partigiano caduto per la propria patria. Baldan, un adolescente teolese di 20 anni, svolse il servizio militare in Friuli fino a quando l'8 dicembre 1943 non venne firmato l'armistizio tra l'Italia e gli alleati. Da allora tornò nella sua città natale per combattere tra le fila partigiane. Nel 1944, durante la fiera di Bresseo, fu contattato da una staffetta partigiana che lo tradì consegnandolo alle truppe tedesche. A quel punto il giovane fu imprigionato e torturato prima di essere inviato nel campo di Mauthausen, dove perse la vita un anno dopo. La cerimonia di commemorazione si è tenuta presso la locanda al Piccolo Colle, dove è apposta una targa commemorativa a lui dedicata, alla presenza del sindaco Valdesolo, del sindaco dei ragazzi Fontana, della famiglia Baldan e di alcune classi della scuola media Tito Livio. Durante tutta la giornata della memoria rimarrà accesa una candela a ricordo di quel giovane che si è sacrificato per donare agli altri la libertà. Svicenberg Channel News, Teolo.